È una notizia che tutto il Bassanese attendeva, quella del ritorno a casa di Antonio Menegon. Qui l'ingegnere è molto noto per la sua rigorosa e talvolta spinosa attività sui velox. Felice tra gli altri Antonio Tognoni, che ne aveva denunciato a inizio gennaio la scomparsa. Siamo lieti di aver scoperto che finalmente è sano e salvo, si trova, mi pare, a casa sua. Ecco, noi però questo, il motivo per cui lui si è allontanato è ancora un po' per noi ancora ignoto. Diciamo che lui è una persona che tiene tantissimo al diritto della legalità, ecco, diciamo questo, però i motivi per cui lo hanno indotto ad allontanarsi così improvvisamente, in questa maniera, non lo sappiamo. Paladino di tante battaglie contro i velox irregolari e consulente della procura di Cosenza, fino a poche ore fa era grande il timore che l'allontanamento non fosse stato volontario. Ne aveva mai temuto il peggio. Diciamo che su quello che lui trattava, anche con i personaggi con cui lui aveva a che fare, abbiamo avuto anche dei pensieri un po' strani, un po' così, che hanno dato al peggio. Soprattutto la sorella pensava anche lei, ma meno male è finita così, meglio per tutti. Tecnico colto e preparato, stimato per la passione che ha sempre messo nel suo lavoro Antonio Menegon, a lui Tognoni rivolge un invito. Se ingegnere vuoi passare di qua, noi siamo qua.